Ho caricato il video in tempi record e la UEFA me l'ha bloccato, non lo so. Raddoppio gli occhiali, vediamo, flippo l'immagine, vediamo un po'. So che già voi, almeno 300 di voi, già avevate visto, commentato. Mi commentate di nuovo, perché altrimenti come si fa? Madonna mia, la UEFA. Che schifo, che schifo. No, tolgono le immagini perché era rigore. Non era fuori gioco quello là. Vedetevi il video. Di diventare un calciatore professionista e di un giorno indossare la maglia del Napoli e la fascia di capitano. Diventare. La maglia non Mamma ti mia, può che schifo, accontentare. belle e buone, che schifo! Come si fa a mettere Mario Rui terzino destro? Poi spiegatemi dei professionisti come fanno a fare certe cose. Vabbè, vogliamo fare i tifosi del Napoli oggi? Sto parlando con Beppe e Fabio. Mo sentiamo, perché io già volessero all'audio. Ma Vidal non giocherà alla... Dai ragazzi, dai. No, dai. Tosti. Pigliate sta palla. Vabbè, bravo. Ah, dirò un sacco di bravo, eh. Preparatevi perché questa reaction sarà un po'... Reaction, mamma mia. Bravo Fabian. Ah, un'altra volta il fazzoletto di sfaccimba. La vogliamo finire? Fa caldo. Dentro pallone per Mertens, posizione regolare, guardato Guardarini che lo fa andare, 1 contro 1 di Mertens, lo salta il destro. Bravo Lollo. Facile. E Mario Rui. Buono. Ehi, vai, perché con calma, siamo 11 contro 11. Non sono marziani. Buono. Esatto. Fabian mi deve dare la risposta oggi perché ci sono gli osservatori spagnoli. E l'ha approcciata bene. Vedi com'è il primo che tenta un po' di pressing. È pazza, è bellissima! No! Tira a porta! Fuori gioco. No. Prea tira a porta. Ammonire. Azz, niente! Mamma mia. E niente più, la formata che in mano, un po'. Misto tra Hector Cooper e Eddie Reia. Bravo, respiriamo un attimo, Bravo. Manolas! E tunnel! C'è un po' di paura in uscita. Bravo. Dai, Zelinski! Non la sbagliare! Centrale dalla parte opposta, la palla piazza. Madonna santissima! Della squadra di Napoli. Aspetta. Il golden record. Questo qua. Cioè questo prende il famoso record di Higuain. L'ha fatto in rovesciata e lo mette. Non mi sento bene. Un attimo. No, non ci credo. No, non mi sento. Veramente c'è stato un momento che non mi sono sentito bene. No, dove la metti? No. No. Ma veramente Caressa ha detto le esultanze per ricordare il suo cane. Ragazzi, voi del Napoli non dovete parlarne perché non sapete niente. Oh, Jesus Christ. Che le cose che fa Minetta? Come si chiama? Dai. Caressa, che ne sai tu di Starace? Che ne sai tu di Tommy? Non abbiamo fatto niente. 0-0, tutto a posto. A me mi servono poco acqua e zucchero. Vi iscrivete al canale, ma proprio per un fatto mio personale oggi. C'ho pure lo sfondo importante della Champions. Dai. Ma che bravo Mario Rui. Fuori gioco. Il fazzoletto di sfaccimissima. È così perché palla trattenuta. Ah, schifo là. Cazzo! Ospina. Cioè, chi le stava facendo un gol nella vita? Lasciamo perdere. Bravo Di Lorenzo. Niente. Pigliala con le mani. Mangi dei patatine. Esatto, la giocata all'Angelo Pierantoni, questa è. Fallo. E devi ammonire, porca puttana. Proprio grave questo, è proprio un brutto fallo. Gamba tesa, martello così. È arancione. Ospina. Non ce la fa Mertens. Cazzo. Di Lorenzo sta facendo una partita enorme. Devo chiamare Nufal.
taglio di Semedo centrale e Griezmann. Noccia mannaccia! Io volessi Renato avuto fallo su Insigne, perché da lì nasce. Arriva il raddoppio di Vidal. Eh! Insigne in mezzo a due. Insigne. Cazzo! E chi sto chiama fallo? Sino un bastard! Sino un bastard! Non può essere fallo chi? Ammonito, schifo, schifissimo! Non può essere che quello di su Insigne non era nemmeno fallo e questo qua fallo e ammonizione. Non può essere. Ah, ammonito Insigne per proteste, sicuramente. Fatto buono a protestare. Bravo. Dai Milik! Dai! Dai! Porca puttana! Bravo Di Lorenzo. Visti lo stesso falle prima. Vedi a Cagliacon. Non c'ha il lancio, quello non ce l'ha. Non è un fuorigioco. Ah! Cazzo, quante volte lo volete far scattare a Cagliacon senza dargliela? Bravo! Ah, che cos'è là? C'è un contatto. Che non c'è! Non c'è! Ma sicuramente fuorigioco dove? È rigore tutta la vita perché fuorigioco non c'è! No ragazzi! Dove stanno le linee? Niente, non si può vedere niente! O fallo Insigne non si può vedere, o fuorigioco non si può vedere! Dai Milik! No, ma tu devi chiamare i falli! Alan sveglia, eh! Bravo! Dai, dai! Ah! Maro Alan, mamma mia! Olè! E dai però! Guarda! No, no, no! Dai! Madonna mia! Bravo Lollo! E lo manda pure a fanculo e niente! È rosso per Vidal! Ma qua cammina che ammazza! Ah! Volano maglie su Di Lorenzo, vabbè! C'è rammarico, c'è rammarico! Ragazzi, ci sono varie considerazioni da fare e la principale è quella delle statistiche. C'è quel rammarico perché tu dici, cazzo, abbiamo avuto più occasioni noi, cioè ai punti meritavamo più noi, perché questo famoso possesso palla, voi non ve li ricordate gli occhiali del bel gioco, gli occhiali... Tutte queste cose perché voi siete i nuovi iscritti, ma i vecchi iscritti, quando facevo i video anche all'epoca di Sarri, il bel gioco è una cosa, quando sei aggressivo, sei veloce, giochi di prima, ma il possesso palla sterile no. E il Barcellona del primo tempo sembrava l'Inter che abbiamo affrontato in Coppa Italia, perché sì, fa il giro palla ma non affondi mai. Se noi ci chiudiamo così bene, loro non riuscivano a trovare sbocchi. Messi arrivava fino a centrocampo per cercare di creare qualcosa, ma non abbiamo concesso la profondità e che tutto gira la palla. Il Napoli si è dimostrato quest'anno capace, con Gattuso, di poter fare fortino in maniera provinciale da squadra più piccola, che solo così la può svangare contro squadre dei campioni, e l'abbiamo fatto anche bene. Poi va in gol perché scatta secondo me anche quella cosa di poche occasioni avremo, quindi sei più concentrato davanti alla porta. È un paradosso, ma il Napoli quando si piace troppo, quando si specchia, vedi Napoli-Lecce, scatta quella presunzione, vabbè, tanto pa' uno facimmi. Invece no, in queste partite qua sei più cattivo e quindi poi anche insomma ingarri il tiro, perché alla fine questo è il calcio, devi ingarrare il tiro, e questo è il rammarico più grande, che alla fine loro un tiro a porta, un'imbucata è riuscita. Il povero Mario Rui che ha fatto una partita stoica, io non ce la faccio a prendermela con Mario Rui in questo caso. Entrambi i terzini hanno fatto un partitone, ma tutti si deve dire, con i limiti che abbiamo fatto una partita stoica, limitando completamente il gioco del Barcellona, che nel secondo tempo è entrato molto meglio in partita. Hanno cominciato a giocarla di prima e quindi tu sei andato in affanno, col fatto che premevano di più perché la devi sbloccare per forza. Quello lo 0-0 poteva andare bene quasi ad entrambi, perché tu non vuoi che loro segnino un gol fuori casa e loro si sentono forti che al ritorno un paio te ne possono fare, perché non abbiamo fatto nulla. Se avessimo vinto 1-0 comunque non avremmo fatto nulla, non avremmo avuto, non fossimo fatti nulla, perché sono troppo forti. Noi sono contento che allo stadio il tifoso dello stadio si è reso conto che tifiamo per il Napoli e non per Messi e per Vidal, perché tutta questa manfrina del seguire il pullman, gli applausi sotto
sotto all'albergo. Vidal. I pozzi capire fa un applauso a Messi, va bene, ma Vidal che c'ha ma fa applauso. Tanto è vero che poi bene Mario Rui è stato il mio spirit animal, perché così vanno affrontati con Kazim senza paura e che ha testa a testa 11 contro 11, anzi alla fine 11 contro 10. Purtroppo non c'è stata quella freddezza finale quando abbiamo cercato anche di vincerla, perché Callejon si è magnato gol, perché quando Insigne la tira raso terra addosso al portiere c'è la Milik liberissima, fallo sbagliare Milik che è più abituato, poi lo sbagliava. E poi non vorrei parlarne, però voi l'avete vista la reazione e purtroppo ci sono pochi replay, non ce li fanno vedere, ma io non li posso mettere in chiaro senza gli occhiali sulle immagini, altrimenti me lo bloccano. Ma qua parliamo di fallo su Insigne non chiamato sull'azione loro, e quello di Callejon era rigore e io il fuorigioco non lo vedo. Le linee Sky non le ha tirate, quindi io resto col dubbio che nel secondo tempo l'arbitro ha fatto dei macelli senza precedenti. A noi non ci chiama per fallo, a loro sì. Veramente raddoppia il rammarico, perché comunque noi abbiamo fatto un partitone e meritavamo di più, perché il pareggio mi sta stretto oggi. Beh, è così, credetemi. E non lo dico tanto per dire. Il Napoli ha fatto una partita attenta, stoica, quella che doveva fare, senza nemmeno buttarla, capito, alla viva il parroco. Siamo anche riusciti a risalire bene quando c'era la possibilità di farlo. Fabian è stata un'ottima scelta mettere Fabian e non Allan, si è visto, perché Fabian teneva pure il fatto degli osservatori. Zelinski meglio di Allan. Comunque Allan non sta buono ancora, non lo so se mentalmente, se sente pressioni, se non può fare, non lo so, ma questo si è visto quando poi è entrato. Purtroppo ci hanno azzoppato a Mertens ed è cambiata la partita, perché Milik non ha quella freschezza atletica di rompere il cazzo ai difensori in maniera così sistematica, e quindi da New York Valerio Fluido purtroppo è tutto. Io avrei voluto parlare di una vittoria, ma sono orgoglioso, veramente, indosso la maglia con orgoglio e me ne esco, vado a lavorare con la maglia, perché questi ragazzi lo meritano e va bene così. Messi, a Barcellona, ma raccomando, coronavirus non fate la psicosi. Io non riesco, sto cancellando tutti su Facebook perché c'è un po' di psicosi e non siete divertenti quando fate le battute. Che succede? Non siete divertenti, quindi basta.